Cari amici, ben incontrati, buon lunedì 25 aprile. Oggi civilmente è una grande festa per il popolo italiano, ma noi qui siamo a commentare le feste liturgiche e in modo particolare la festa di oggi, che è festa di San Marco Evangelista. Un uomo discepolo di Pietro e di Paolo, totalmente dedicato all'evangelizzazione, al punto che a lui è attribuito il Vangelo secondo Marco. Sappiamo anche della sua vicenda, per cui martire ad Alessandria d'Egitto. Il suo corpo è stato portato a Venezia verso l'850 circa, e per cui Marco è il patrono di Venezia e della regione veneta. Leggeremo il Vangelo della missione che Gesù affida ai suoi apostoli che in senso lato comprende anche gli evangelisti e i discepoli degli apostoli. Come siamo soliti fare, iniziamo con la preghiera allo Spirito Santo, una preghiera che per questa settimana sarà espressa da queste parole: O Santo Spirito, vieni ad abitare in me, donami la tua presenza, perché purifichi il mio cuore da ogni egoismo e chiusura e mi renda coraggioso e trasparente nel testimoniare la bellezza della fede. Infondimi la tua gioia divina che mi libera da nocive tristezze e da profonde malinconie. Colmami della tua pace che sconfigge le mie guerre interiori, i miei assillanti tormenti, le mie deleterie paure. Vieni, o Spirito Santo, portatore di vita e di pace. Amen. Il Vangelo che la liturgia assegna questo giorno è appunto dal Vangelo di Marco. Siamo all'ultimo capitolo, il 16, i versetti dal 15 al 20. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Ecco, dicevo prima di leggere il testo che questo è il Vangelo del mandato missionario. Gesù risorto incontra i suoi amici e assegna loro una missione, un compito. Ed è subito una cosa che può essere sottolineata in queste parole di mandato missionario Gesù. Il fatto che Gesù invii i suoi amici ovunque, dappertutto. E questa parola ovunque, dappertutto, ad ogni creatura è variamente insistita, detta e ridetta. Come dire che Gesù vuole che la sua missione si estenda a tutta la terra, che i suoi missionari non abbiano confine,
percorrano tutte le strade di tutto il mondo. Il compito che Gesù assegna è quello di annunciare la lieta notizia. E la vedremo anche nei Vangeli di questa settimana. La lieta notizia è questa: Dio prende l'iniziativa di visitare il mondo attraverso il Figlio suo. Si tratta di credere al Figlio suo, Figlio inviato dal Padre. Credere e, aggiunge il Vangelo, farsi battezzare, cioè un rito, un segno che dice la volontà di appartenere al nuovo popolo di coloro che credono in Gesù, la Chiesa. Inoltre, Gesù garantisce che dei segni particolari accompagneranno l'azione dei missionari. Sono segni che nascono dalla sua presenza salvifica, che protegge, che incoraggia, che sana e che dona vita a tutti. E questa è la prima parte del Vangelo che abbiamo letto. Poi il Vangelo registra che Gesù lascia i suoi per la sua nuova dimora, che è il cielo alla destra di Dio. E ricevuto il mandato, mentre Gesù sale al cielo, gli 11 cominciano ad avviarsi nel loro compito missionario. E ancora una volta Marco insiste e dice: andarono dappertutto. Mentre, dice, il Signore agiva insieme con loro, confermava la sua parola con segni che l'accompagnavano. Anche quest'ultimo aspetto è molto interessante. Il missionario non agisce di sua iniziativa, è inviato, e proprio perché inviato è accompagnato. Il Signore, il risorto, è presente con la forza del suo spirito per sostenere la parola, la fatica, la missione dei suoi amici. È un Vangelo che si adatta molto bene al personaggio Marco che oggi celebriamo, che ha ricevuto dalla Chiesa il titolo di evangelista, cioè colui che ha dedicato la vita ad annunciare Gesù, buona notizia del Padre per tutti gli uomini. Oltretutto evangelista perché c'è un Vangelo attribuito a Marco, il secondo dei 4 Vangeli, il Vangelo appunto secondo Marco. Che cosa ricavo per me dalla lettura e dal commento di questo Vangelo che ho appena fatto? Io ricavo questo perché ogni volta che noi leggiamo un Vangelo, quel Vangelo si applica al nostro oggi. Per cui posso chiedermi: e io, che sono destinatario di questo Vangelo, di questa buona notizia, io come mi faccio oggi missionario? Come vivo inviato da Lui? Come testimonio con la mia vita che Lui mi ha visitato, mi ha incontrato, mi ha salvato, ed è bella la vita secondo il Vangelo di Gesù. Quindi un appello a rinnovare la missione, un appello ad essere testimoni della bellezza del Vangelo. Direi un appello ad essere in qualche modo anch'io oggi evangelista, portatore di un Vangelo, portatore di una buona notizia. Terminiamo questo nostro breve incontro offrendo l'uno all'altro la benedizione che viene da Dio. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.